Ancora a Cagliari, a un paio di chilometri dal centro, il nuovo quartier generale di Tiscali. In questi cubi di cemento, a 2 passi dallo stagno di Molentargius, sono state concentrate meno di 2 anni fa tutte le attività del principale internet provider italiano. Tiscali nasce nel 1998 da un'idea talmente vincente da aver portato l'azienda in pochi anni ai vertici del mercato europeo dell'informatica e il suo fondatore, Renato Soru, alla presidenza della regione. Già con la scelta del nome la società si è data un volto preciso. Tiscali è un antichissimo villaggio nuragico nascosto dentro una grotta in una montagna nel cuore della Sardegna. La più antica tradizione dell'isola, quella dei nuraghi, è diventata così il simbolo della più moderna delle attività umane, la comunicazione attraverso la rete internet. Ma la cosa più sorprendente è che la Sardegna è stata da subito la culla dello sviluppo di internet in Italia, come se per saltare a pie pari arretratezza e isolamento si potesse solo puntare sulla comunicazione tecnologica e immateriale. 11 anni fa, il primo quotidiano italiano consultabile online è stato l'Unione Sarda di Nicola Grauso, poi patron sempre a Cagliari di Video Online, il primo vero internet provider italiano, poi acquisito dalla Telecom e divenuto Team.it. Molti di coloro che lavoravano a Video Online sono approdati a Tiscali, che oggi, con circa 900 dipendenti, è una delle aziende più importanti dell'isola, ma che soprattutto ha offerto una prospettiva di sviluppo completamente diversa da quelle tradizionali.